Noi manteniamo la posizione che è quella di chiedere criteri per cui il sistema sanitario deve garantire in tutta la regione migliori servizi, omogeneità dei servizi per tutti i cittadini. Quindi si tratta di organizzare il sistema sociosanitario veneto nel miglior modo possibile. Per il PD, così come per il Movimento 5 Stelle, il bacino d'utenza corretto è di 400-500 mila persone. ULSS enormi potrebbero creare problemi. Dopo una riunione fiume interna, dunque, il partito rimane fermo sulle proprie posizioni e di fatto blocca la riforma della sanità in Consiglio regionale, anche se all'orizzonte uno spiraglio c'è. Per i democratici le esigenze del territorio vanno ascoltate, ma tutte allo stesso modo. Quindi giusto dare il via libera alle ULSS della Pedemontana Bassano e pure a quella del Veneto orientale, ma allo stesso modo vanno riconosciute altre specificità. Un processo che, ricordiamo, richiede tempi lunghi. E invece proprio dal territorio ieri sera è arrivata la richiesta, rivolta ai consiglieri regionali, di fare presto. Quindi il punto di svolta potrebbe essere quello legato a un via libera con riserva, e cioè con una fase di sperimentazione con un tot numero di ULSS, possono essere 9, 10 oppure 11, questo lo si vedrà poi in fase di confronto politico, e successivamente una messa in discussione della riforma tra 3-4 anni. Questo darebbe modo a tutti di verificare le criticità. Facciamo alcune scelte adesso, sapendo che l'obiettivo fra 3 anni, 5 anni è l'ULSS provinciale. Va bene, intanto sperimentiamo 10 ULSS, 12 ULSS, 11 ULSS, vediamo un attimino dove è più conveniente appunto fare questo tipo di scelte. Ragioniamoci sopra, noi siamo disponibili a ragionare appunto in questo modo. Con le parti più vicine resta solo da trovare un accordo sui tempi di sperimentazione.